Professoressa, siamo qui all'interno del centro trasfusionale per parlare di donazione del midollo. Tra l'altro in questo momento molte persone stanno facendo anche la donazione di sangue, che spesso sono correlate. Chi è donatore di sangue spesso diventa anche donatore di midollo. Esatto, anzi l'attività di donatore di midollo e di accoglimento di donatori di midollo abbiamo voluto proprio integrarla anche nell'ambiente trasfusionale, proprio perché i due tipi di donazione sono estremamente legate tra di loro. Non solo, ma una può incentivare l'altra e nei nostri anni abbiamo grande necessità di entrambi i tipi di donatori. E spesso proprio durante l'estate si dice c'è un enorme bisogno di sangue, c'è un enorme bisogno anche di midollo? C'è sempre bisogno di donatori di midollo, purtroppo non sappiamo che la donazione di midollo è dedicata a quei pazienti che hanno delle malattie molto gravi di tipo oncoematologico e la donazione di midollo può essere risolutiva in alcuni casi quando la terapia tradizionale non è così efficace.